cos'è la vita? La vita è dentro di voi o intorno a voi. È importante perché è l'unica cosa che conosci. Non conosci nient'altro. Il resto è tutta roba immaginata. L'unica cosa importante è questo che batte, il cuore, e che è vivo. È tutto ciò che c'è. Non tu come persona, non è importante, ma tu come pezzo di vita, che è molto più importante. Questo è la base di tutto. E quando dico che è la base di tutto, intendo dire che l'universo esiste per voi, solo perché siete voi. Il mondo esiste per voi solo perché voi esistete, altrimenti non esisterebbe nella vostra esperienza. Questo è importante. Allora qual è lo scopo di tutto questo? Se aveste uno scopo e lo realizzaste, dopo cosa fareste? È solo che la vita è così intricata, così straordinariamente intricata, che se passaste 10.000 anni a guardarla con attenzione, non la conoscereste ancora del tutto. Se passaste 1.000.000 di anni a guardarla con assoluta attenzione, non la conoscereste comunque nella sua interezza. È così. C'è un senso a questo. La cosa più bella della vita è che non c'è alcun senso. Questo è l'aspetto più grande della vita. Non ha alcun significato e non c'è bisogno che ne abbia uno. È la meschinità della mente che lo cerca, perché psicologicamente ci si sente un po' slegati dalla vita se non si ha uno scopo o un significato. Se ci si costruisce un bozzolo attorno a sé, ci si sente sicuri, ma anche imprigionati. I muri di autoconservazione sono anche muri di autoprigionia. Non c'è altro scopo. Lo scopo della vita è vivere. Vivere a pieno. E vivere a pieno non significa fare festa ogni sera. Vivere a pieno significa che prima di morire ogni aspetto della vita deve essere esplorato. Nulla deve essere lasciato inesplorato. Sì, prima di morire, anche se non esplorate il cosmo, almeno questo pezzo di vita dovete conoscerlo nella sua interezza. È questo che dovete fare per voi stessi. Questo è vivere a pieno, fare esperienza di tutto questo, di tutte le dimensioni possibili. Non lasciate nulla di inesplorato, fate solo questo. Ci vorrà molto tempo, ma è un buon proposito per voi. Pensateci un attimo, non sarà mai al 100% come volete voi e non dovrebbe essere così. Il pianeta è tondo e voi non siete seduti in cima al Polo Nord. Questo maledetto pianeta sta girando, quindi se guardate in alto state sempre guardando nella direzione sbagliata. In questo spazio cosmico c'è qualcuno che sa qual è l'alto e qual è il basso. Nessuno sa quale sia l'alto e quale il basso. È solo una supposizione. Sapete davvero cosa è e cosa non è al sud? È solo per comodità che l'abbiamo fissato, no? Non lo sapete. Non conoscete nessuna di queste cose. C'è solo una cosa di cui potete essere certi in questo momento. Sapete cosa c'è fuori e cosa c'è dentro. Di questa sola cosa siete certi. Questo è l'interno. Questo è l'esterno. Questo è l'unico privilegio che avete. Tutto ciò che vi è accaduto, il buio e la luce, il dolore e il piacere, la gioia e l'infelicità sono dentro di voi. Avete mai sperimentato qualcosa al di fuori di voi? No? Quindi quello che vi chiedo è: cosa succede dentro di voi? Chi dovrebbe stabilire come dovrebbe essere? Sicuramente siete voi a stabilire cosa deve accadere dentro di voi. Non è vero? Quindi se siete voi a determinare ciò che accade all'interno di questo, la vostra intera esperienza di vita sarà determinata da voi, da nessun altro se non da voi. Gli eventi che vi circondano possono non essere determinanti da voi, ma la vostra esperienza di vita su questo pianeta è determinata al 100% da voi, se ve ne occupate. Se non ve ne prendete cura, gli altri decideranno per voi. Lo faranno. Nessuno deve dirvi di vivere il momento perché non potete essere altrove.
Vi faccio una semplice richiesta. Siate altrove e dimostratemelo. Riuscireste a essere da un'altra parte? Questo è il motivo per cui avete una mente. Potete sedervi qui e pensare a Mumbai. Potete pensare a ieri. Potete pensare a domani. Potete pensare a ciò che sarà tra 10 anni, ma vivete comunque nel presente, non è vero? In sostanza, quello che viene detto è di non pensare a ieri, di non pensare a domani, ma di concentrarvi su quello che c'è qui, adesso. Ci sono voluti milioni di anni di evoluzione per ottenere questa capacità cerebrale che ci permette di ricordare vividamente ogni esperienza della nostra vita. Ora, il motivo per cui qualcuno vi dice di vivere il presente è che per molte persone queste due facoltà, ovvero memoria e immaginazione, ci distinguono da ogni altra creatura su questo pianeta. Nessun'altra creatura ha un senso della memoria e dell'immaginazione così vivido come noi, e di evoluzione, per portarci qui. Ma ora, poiché le persone non sanno come gestirle, vogliono sbarazzarsene. Non ricordano di ieri, non pensano al domani, ma si concentrano su quello che c'è qui, in questo momento. In un certo senso è come tornare a essere un lombrico. Ho grande stima e rispetto per il lombrico. È una creatura molto ecologica, ma con uno sforzo enorme, questa vita si è evoluta. È importante imparare a mettere a frutto questa memoria e questa immaginazione, o è meglio cancellarla per poter stare semplicemente qui con un po' di serenità e di pace? È molto facile farlo. Se vi togliamo metà del vostro cervello, sareste molto tranquilli e sempre nel presente. Sì. La domanda è questo che stiamo cercando? Questo è successo perché le persone sono diventate capaci di soffrire per qualcosa che è successo 10 anni fa. Si può soffrire per qualcosa che è accaduto 10 anni fa e si può soffrire per quello che potrebbe accadere dopodomani. Quindi non state soffrendo voi, stanno solo soffrendo la vostra memoria e la vostra immaginazione. Perché la mente impazzisce? Forse perché non l'avete mai affrontato. O in altre parole, la più grande capacità che ci rende umani è diventata un problema. La cosa migliore che abbiamo come esseri umani è questa capacità cerebrale. Altrimenti, come corpo, non siete niente di che. Non siete niente di che rispetto a una tigre, a un elefante o a tante altre creature. No? Come corpo fisico non siete niente di che rispetto a molte creature, ma dato che abbiamo questo, come possiamo ricordare la nostra esperienza di vita, da cui possiamo creare un'immaginazione? Da lì possiamo creare o riuscire a pianificare e manifestare ciò che vogliamo nella nostra vita. Ora, questa grande capacità è diventata un problema per molte persone, perché l'unica e sola cosa per cui soffrite è che la vita non sta andando nel modo in cui pensate dovrebbe andare. Esiste forse un'altra sofferenza? Esiste un'altra sofferenza per un essere umano? Non sta andando nel modo in cui credo dovrebbe andare. È tutto qui. Il sole del mattino di oggi è sorto puntuale. Ora state pensando, ok, e allora? Non state capendo quello che sto dicendo. Se il sole scomparisse in questo momento, tra 18 ore, quasi tutto ciò che conoscete come vita non esisterà più, a eccezione di alcune forme di vita microbica che si trovano nelle profondità della Terra. Ma quasi tutto ciò che conoscete come vita, vita umana, animale, vegetale, sarà completamente scomparso tra 18 ore. Vi ho appena dato una grande notizia, ma voi l'avete ignorata e vi siete limitati a fissarmi. Ho detto che il sole è sorto in tempo.
Voi, ok, e allora? Oggi tutto funziona perfettamente nell'universo, nell'intero cosmo, senza alcun problema. Ma un piccolo pensiero sgradevole si insinua nella vostra testa e diventa subito una brutta giornata. Vero? Un solo pensiero sciocco si insinua nella vostra testa ed è una brutta giornata. Nel cosmo tutto è perfetto. Ciò significa che la vostra realtà psicologica è diventata più grande della vostra realtà esistenziale. Ciò che accade nella vostra testa è diventato più grande del cosmo. Questa è una perdita di prospettiva. Allora vi inventerete ogni tipo di filosofia. Nessuno deve dirvi di vivere il momento perché non potete essere altrove, giusto? Non potete essere da nessun'altra parte. Se vivete, vivete in questo momento. Se morite, morite in questo momento. Non è così? Quindi non c'è pericolo che possiate fuggire via da questo momento, dal presente. Siete in questo momento e non andate via. Non c'è modo di andarsene. Non c'è modo di andarsene. Provate. No, mentalmente sto andando... Mentalmente non stai andando da nessuna parte. Mentalmente potete creare immagini di qualsiasi cosa. La vostra mente è una tavola da disegno su cui potete scrivere qualsiasi cosa. Se siete a Pune, potete scrivere Mumbai nella vostra mente. Devo togliervi questa capacità? Dovrei toglierla? Questo è l'aspetto più bello dell'essere umano. Il fatto che possiamo essere qui, ma possiamo immaginare qualsiasi cosa, anche cose che non abbiamo mai visto. Il cibo è considerato un livello di ricezione basilare. Come riceviamo il cibo e cosa riceviamo è molto importante. Oggi cosa riceviamo? Oggi le società che diventano sempre più ricche iniziano a mangiare sempre peggio. Ciò che una persona appartenente a zone rurali indiane non toccherebbe mai, nelle città più evolute è la base dell'alimentazione. Nello yoga gli alimenti sono classificati come Satya, Rajas e Tamas. In questo caso parlo di Tamas, che significa inerzia. Se mangiate qualcosa di Tamas, l'inerzia entrerà nel vostro sistema. Inerzia non significa semplicemente diventare pigri. Inerzia significa che certe cose rallentano. Certe cose significano essenzialmente che la rigenerazione del sistema rallenta. Oggi sapete che la rigenerazione neuronale è uno degli aspetti più importanti per mantenere il cervello attivo e funzionale per tutta la vita. Se consumate alimenti tamasici o che causano l'inerzia del funzionamento generale del vostro sistema nel processo energetico di chi siete, vedrete che le capacità cognitive si abbasseranno lentamente nel corso del tempo. Affinché tutti capiscano a cosa mi riferisco, mi rivolgo a chi beve litri e litri di Coca-Cola, di caffè o di alcol. Questo non è equilibrio, è un modo molto rudimentale per bilanciare il sistema che riceve cose sbagliate e poi cerca di correggerle apportando le giuste modifiche. Il numero più alto di antiacidi al mondo, quasi il 60% degli antiacidi mondiali, è venduto in America, la popolazione più ricca del pianeta. Lì ci sarebbe una vasta scelta di alimentazione, possono mangiare il cibo migliore. Invece, no, mangiano il cibo peggiore, perché sono le potenze commerciali ed economiche a decidere cosa voi dovete mangiare. Non è più possibile mangiare consapevolmente. Nella cultura yogica, se si cucina qualcosa, il tempo massimo in cui si può mangiare è di 1 ora e mezza, 90 minuti. Si deve consumare il cibo entro questo tempo. Dopodiché non tocchiamo più cibo perché si impregna di tamas, ovvero di inerzia. Se volete sperimentare, potete farlo. Mangiate qualcosa di fresco e genuino per una settimana. Poi mangiate qualcosa di elaborato e conservato per 1 mese o 2. Noterete subito che il vostro sistema sarà in allerta e lo capirete grazie alla vostra esperienza.
ma questo avviene a livello cellulare. Si verifica in termini di... noi lo chiamiamo OJAS. Non esiste una parola italiana per definirlo. Se create una quantità sufficiente di OJAS, che è una dimensione non fisica dell'energia, se ogni cellula del vostro corpo ne è avvolta, credetemi, il vostro processo di invecchiamento è quasi... non progredirà. La vostra età cellulare rimarrà quasi stagnante per un lungo periodo di tempo. Alcuni dei test che hanno fatto su di me dicono che la mia età cellulare è di 25 anni. Beh, io sono ancora come un 25enne. Mantengo lo stesso livello di attività, lo stesso peso, tutto uguale. Non è un miracolo. Ogni essere umano è in grado di farlo, semplicemente prestando attenzione alle cose fondamentali. Per quanto riguarda il cibo, esiste una cosa chiamata Viruda Ahara. Ciò significa che se mangiate una cosa e poi un'altra che va in contrasto, nel vostro sistema si scatena una guerra. Sapete che il processo digestivo si svolge in gran parte tra acidi e alcalini? Ad esempio, se mangiate della carne grassa da sola non causerebbe troppi danni. Ma se la mangiate accompagnata da riso e ghee, quello che voi chiamate biryani, il danno sarà enorme, perché queste cose non vanno d'accordo. Questo è il motivo per cui tutti i cibi non vegetariani e i latticini non vanno mai consumati insieme, perché nel momento in cui li si mescola, vanno l'uno contro l'altro e creano una battaglia all'interno di noi stessi. Nella cultura yogica, il cibo non dovrebbe rimanere nella sacca dello stomaco per più di 2 ore e mezza. Entro 2 ore e mezza dovrebbe essere uscito, dovete sentirvi lo stomaco vuoto. Non avrete fame, ma lo stomaco sarà vuoto e questo è un bene. Vogliamo che il nostro stomaco sia sempre vuoto perché a stomaco vuoto tutto funziona bene. La salute del colon è un aspetto che oggi viene completamente trascurato. Se non si mantiene pulito il colon, mantenere la mente in uno stato di equilibrio è molto, molto difficile. Per questo motivo, in Ayurveda e Siddha, se si hanno notti insonni, disturbi lievi o qualsiasi tipo di problema psicologico, la prima cosa da fare è una purga. Se si spurga il sistema, si pulisce il colon e improvvisamente ci si sente un po' più in equilibrio con noi stessi. Così, nel centro yoga, la giornata inizia con una pallina di neem e curcuma. Una cosa immediata che noterete immediatamente è che mantiene pulito il tratto digerente. L'intero apparato digestivo è una zona in cui è presente la massima quantità di altre forme di vita. All'interno di questo tratto alimentare c'è un'intera schiera di microorganismi, molti dei quali sono diventati amichevoli nei nostri confronti. Grazie a loro viviamo, grazie a loro siamo in grado di digerire il cibo. Moltissime funzioni del corpo avvengono grazie a loro, ma ce ne sono anche molti che sono dannosi per il nostro corpo. Grazie al neem, specialmente quando viene preso insieme alla curcuma, vengono eliminate tutte quelle cose che possono danneggiare il corpo, compresa qualsiasi tipo di vita parassitaria. È un piccolo aiuto, ma consentirà di avere l'energia di base necessaria al corpo per apportare le prime correzioni.